Benvenuti, oggi è martedì 6 giugno 2023. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.17. La luna sorge alle 11.31 e cala all'una. Oggi si celebra San Norberto. Bene, il nome Roberto deriva dall'antico tedesco e significa splendore nordico. Il suo numero fortunato è l'8, il colore è il blu, la pietra è il rubino, il metallo è il rame. State cercando un nuovo hobby? Coltivate il bambù. Questa pianta versatile si adatta a qualsiasi terreno. I suoi fusti producono infatti un legno resistente, mentre la fibra è perfetta per creare arredi, vestiti e carta ecologica. Anche se nel mondo del consumismo moderno c'è un'alternativa molto più comoda, un salto al centro commerciale. Lì troverete arredi ecologici realizzati con bambù e carta riciclata. Insomma, lasciamo sperimentare gli altri, noi godiamoci lo shopping. Sono 67 le candeline per l'ex tennista svedese Bjorn Borg. Ha fatto storcere il naso agli eleganti per quel suo sgraziato rovescio a due mani. Poi, a suon di vittoria, il suo stile è diventato leggenda. Il suo breve matrimonio con Loredana Bertè ha occupato le prime pagine dei settimanali di gossip. Festeggia a 42 anni la modella paraguayana Claudia Galanti. Ha iniziato la sua carriera giovanissima, sfilando in Sud America e in Europa, e la popolarità in Italia, dopo varie esperienze da showgirl in programmi TV, è arrivata con la partecipazione nel 2010 al reality L'Isola dei Famosi. Infine oggi compie 49 anni l'allenatore di calcio Davis Mangia. Ha esordito in Serie A nel 2011 nella panchina del Palermo, con la vittoria 4-3 contro l'Inter, ma è stato esonerato dopo pochi mesi, complice anche la sconfitta del derby col Catania. Nel 2013 è stato commissario tecnico dell'Italia Under 21. Un grande spiazzo, uno schermo gigante e un altoparlante per ogni posto auto. Così il 6 giugno del 1933 il magnate Richard Hollingshead inaugurò a New Jersey il primo drive-in della storia. Al prezzo di 25 centesimi gli spettatori poterono assistere sprofondati sul sedile della propria auto al film Two White Arms del regista Fred Niblo. Lo zenzero è una delle spezie più consumate dagli italiani per le sue proprietà antinfiammatorie e di prevenzione del diabete. L'assunzione regolare, infatti, aiuta a ridurre la quantità di zuccheri trasportati dal sangue e quindi controlla la glicemia. Siete pronti per scoprire cosa riserva il futuro? E allora non perdete l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12, il cambio della guardia tra le signore dello zodiaco. La Venere da baldanzosa sagittariana si fa seriosamente capricorniana e da romantica cancerina Venere diventa leonessa infocata in leone. Vediamo che succede. Ariete, Venere e Marte collaborano entrambi per farvi ritrovare amore, relazione e fiducia nelle passioni. Continuate così. Anche al lavoro grandi ambizioni sembrano poter essere soddisfatte. Parlatene con un capo, un superiore o un collega. Toro, la giornata di oggi sembra dare ragione a un Mercurio che esige da voi meno nervosismo e una maggiore stabilità. Visto che adesso qualche pianeta è contro, dovete tentare di mantenere la calma e soprattutto ascoltare le ragioni degli altri, partner compreso. Gemelli, la giornata di oggi vi dà delle ottime suggestioni per quello che riguarda le venusianità. Per tutto il resto vi lascio un po' disancorati nelle vostre riflessioni, pensando che la vostra vita sentimentale ha sì dei lati molto positivi e stabili, ma cercate quel pizzico di fantasia in più. Lo troverete? Cancro, la giornata di oggi lascia il vostro segno zodiacale vuoto da ogni ospite. Il Cancro adesso è libero di mettere a frutto tutto quello che i doni dei pianeti vi hanno dato. Tra qualche settimana arriverà anche il Sole a corroborare i vostri gradi e sarà una magnifica estate. Leone, giornata importantissima oggi proprio perché Venere e Plutone pongono l'accento sul fatto che è necessario un recupero nella coppia, una maggiore attenzione al partner e una ripresa delle attività erotico-sentimentali nella coppia. Ottimo per i single che troveranno amori e passioni a ogni piè sospinto. Vergine, la luna di oggi è una luna molto interessante perché vi aiuta a trovare la flemma necessaria per dare le direttive in maniera tale che potrete optare
optare per un sano regime di accordo anziché belligerare con persone che non vi capiscono per partito preso. Bilancia, la giornata di oggi è molto piacevole, con una Venere decisamente importante e dinamica che si lancia di nuovo in giochi di seduzione e sensualità. La Luna però non è troppo d'accordo oggi, perché vi sottrae per motivi di lavoro o impegni familiari importanti alle mondanità, ma recupererete negli altri giorni. Scorpione, Luna compatibile oggi e risale un po' l'umore e anche la visione delle cose. Oggi un incontro fortunato potrebbe svoltarvi la giornata e darvi anche una comprensione tra il serio e il faceto. Tutta una serie di piccoli segnali vi stanno già annunciando che le cose vanno meglio. Sagittario, giornata molto intensa oggi. La Luna è nella vostra seconda casa, per cui urge avere le idee chiare e delle prospettive che non vi rendono affatto confusi. Anche se il vostro modo di vedere le cose e di sentire le cose è molto intenso, non potete aspettarvi lo stesso interesse proprio da tutti, quindi non rimanete delusi. Capricorno, splendida la Luna oggi nei vostri gradi, che vi aiuta ad avere un fascino e un carisma molto forte ed efficace nelle questioni lavorative, ma anche nella vita sentimentale, in cui state sorprendendo tutti, in particolare una persona. Acquario, una giornata con una luna di 12° campo, una giornata un po' pensierosa, un po' nostalgica forse, o probabilmente con qualche idea non meglio organizzata, una sensazione strana, ma voi Acquario vivete sempre di vibrazioni e di sensazioni molto particolari. Nessuno ci farà caso, ma voi sì. Pesci, giornata con una luna che stabilizza moltissimo delle coordinate importanti che riguardano il lavoro e le ambizioni, perché anche se voi, cari pesci, dolci e sensibili, siete molto ambiziosi, che ne direste di tentare un bel colpo in avanti al lavoro? Gli astri sono molto favorevoli. Una lotta contro il tempo per trovare lo spazio e l'incastro giusto ai mattoncini colorati che piovono dall'alto. Tetris, il rompicapo più popolare dell'universo dei videogames, vide la luce per caso nella Mosca sovietica il 6 giugno del 1984. Il programmatore Alexei Pasitnov, mentre lavorava a un test di intelligenza sul computer Electronica 60 per conto dell'Accademia delle Scienze, scoprì che il programma si prestava ad essere trasformato in un gioco fortemente creativo. Oggi esploreremo un'espressione che sprizza speranza, every cloud has a silver lining, che in italiano suona come ogni nuvola ha un bordo d'argento. Che immagine meravigliosa, vero? Ebbene, il detto ci insegna che anche nelle situazioni più difficili possiamo trovare qualcosa di positivo, un lato brillante che si illumina. È come dire, non tutti i mali vengono per nuocere, mentre in Sicilia si dice ogni imbirimento è giovamento, ovvero gli ostacoli sono anche opportunità per crescere e superare i propri limiti. Ecco i programmi che vi consigliamo di non perdere oggi in TV. Il matto del giorno è Jeremy Bentham, un filosofo davvero fuori di testa. Sin da piccolo era un vero genio, capace di parlare latino a soli 3 anni. Jeremy ha messo in piedi niente meno che l'Università di Londra, un tempio del sapere aperto a tutti, senza distinzioni. Ma la cosa più strabiliante è che decise di far imbalsamare il suo corpo e metterlo in mostra in una teca di vetro proprio all'interno dell'università stessa. Bentham ha anche ideato un sistema di sorveglianza rivoluzionario chiamato Panopticon. Immaginate una prigione in cui i detenuti non sanno mai se qualcuno li sta osservando o meno. Diciamo che questo concetto ha avuto un impatto enorme. Chi non conosce il famoso Grande Fratello di George Orwell? Ci salutiamo con la frase del giorno. La gente comune pensa soltanto a passare il tempo. Chi ha un po' di ingegno a utilizzarlo. Grazie per averci seguito, ci vediamo domani con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.